Buonasera e benvenuti all'appuntamento del venerdì con Un'isola allo specchio. Oggi qui da solo a Siniscola, senza Maria Antonietta Piga, che comunque salutiamo e che ritroveremo nelle prossime puntate. Siamo a Siniscola per presentarvi l'evento Feminas, Storie di Donne, organizzato dall'associazione Toc Toc Sardinia. Siamo qui a Casa Tancale perché è qui che si svolgerà il convegno. Ci sposteremo anche per l'inaugurazione di una mostra dedicata appunto alle donne. Feminas, ci sarà un filmato, un video riguardante la storia delle donne di Siniscola e ci sarà anche una piccola rappresentazione teatrale che noi seguiremo con le nostre telecamere. Siamo qui, lo abbiamo detto, a Casa Tancale, adesso andremo dentro per cominciare a vedere insieme di che cosa si tratta e cominciare a vedere che cos'è Feminas, ricordo organizzato dalla Toc Toc Sardinia, e insieme andiamo a scoprire di che cosa si tratta. L'evento Feminas nasce grazie alla disponibilità di Toc Toc Sardinia, che ha ideato questo evento presentato a Siniscola. Chiediamo il perché di questa scelta a Maria Giovanna Luz, una delle protagoniste di Toc Toc Sardinia. Perché Feminas e perché a Siniscola? Allora, l'evento Feminas, l'idea nasce qualche mese fa. Un'idea mia e di Paola, di Antonella Minzoni, che poi vedrete nella mostra che lei dedicherà appunto alle donne. Abbiamo pensato alla figura femminile, abbiamo cercato di raccontare la donna, di raccontare quelle donne che hanno fatto la storia e tuttora raccontiamo anche attraverso un video le donne che vivono la quotidianità e la storia continuano a farla oggi. Nel video si parla delle donne di Siniscola, un video che avete creato proprio grazie alla vostra iniziativa. Le donne di Siniscola che rappresentano ancora la cittadina di Siniscola, cioè il perché oggi si vive a Siniscola, e queste donne rappresentano il passato ma anche il futuro. Esatto, allora nel video raccontiamo le storie di 5 donne che un po' hanno fatto la storia di Siniscola, parliamo anche di donne centenarie che con emozione fanno una carrellata di quello che è stato il loro vissuto e ci emozionano. I loro occhi parlano, nel video vedrete veramente tanta emozione, perché loro con trasporto e con dolcezza, con tanta disponibilità ci portano in quella che è stato il loro vissuto e nelle storie che hanno caratterizzato quindi la loro vita.
Paola Melis, un'altra delle socie di Toc Toc Sardinia, per continuare a parlare di Feminas, questo evento che parla di storie di donne che attraversano i secoli ma che vanno vissute anche oggi. Sì, la donna vissuta in tutto e per tutto, in quella che è la quotidianità, ma anche quello che è extra quotidiano. Così, quindi il vissuto delle donne, delle nostre nonne, quelle di ieri e anche quelle di oggi. Anche con le donne viste anche attraverso un teatro dove alla fine comunque si parla sempre di storie di donne che hanno fatto la storia e comunque che sono all'interno di questo evento tutte unite tra di loro comunque. Ecco, all'interno di questo evento c'è un convegno, c'è un filmato e c'è anche una rappresentazione teatrale. Anche queste tre cose sono unite da quel famoso filo rosso che unisce queste donne? Sì, assolutamente sì, perché poi riprendono quelle che sono le varie storie di donne che comunque sono state, diciamo così, studiate per questo evento in modo particolare. Ecco, che cosa rappresenta o che cosa sperate che rappresenti Feminas per Siniscola? Feminas per Siniscola non dico una ricrescita, però un input per continuare e insomma, per andare avanti in un certo modo. 2 anni di Covid hanno bloccato tante manifestazioni. Un evento come questo segna anche una ripartenza? Sì, noi ce lo auguriamo che questa sia davvero una ripartenza dopo questi 2 anni che comunque di pandemia che sono stati terribili a livello di tutte quelle che sono le categorie lavorative. Nel mondo nel turismo ancora di più. Quindi speriamo veramente, ce lo auguriamo di cuore, che questo sia una scintilla per far partire qualcosa in più. L'assessora del Comune di Siniscola Paola Pippere, innanzitutto grazie per la presenza. Un evento importante questo Feminas, quanto è importante per la cittadina di Siniscola? Direi molto importante, perché comunque ne usciamo da 2 anni di stallo e di fermo a causa della pandemia e quindi un bellissimo evento che parla di un argomento così bello e interessante che è Feminas, con le donne sarde, quindi le donne in generale, e quindi bellissimo iniziare soprattutto con la cultura. Ecco, un evento, questo Feminas, che ci parla della donna dal secolo scorso a oggi, il momento difficile attraversato nei tempi passati, ma che credo non sia ancora terminato perché l'emancipazione femminile non è ancora arrivata al culmine. Assolutamente, mi trovi perfettamente d'accordo, perché comunque è vero che sono stati fatti tantissimi passi in avanti rispetto al passato, rispetto magari alle nostre nonne, ma siamo ancora ben lontani da ciò che è la parità di diritti tra uomini e donne, perché comunque sì, è vero che la donna ora si valorizza nel lavoro, nello studio, ma allo stesso tempo comunque mancano ancora tanti diritti, quali gli stipendi ancora troppo bassi rispetto a quello degli uomini. In politica comunque non è mai abbastanza la presenza delle donne e soprattutto la donna si ritrova sempre ad avere un ruolo principale all'interno della famiglia e quindi si ritrova sempre a dover scegliere magari tra carriera e famiglia, perché comunque le due cose non possono conciliare, in quanto comunque il ruolo dell'uomo è sempre quello solo lavorativo e non all'interno della famiglia. Feminas, storia di donne, significa anche storia di Siniscola in questo caso?
Assolutamente, perché comunque Siniscola ha una grande tradizione di donne importanti, di donne che comunque hanno segnato la storia ma anche l'economia siniscolese. Ha parlato all'inizio del momento difficile trascorso, quello legato alla pandemia, 2 anni praticamente con il turismo ai minimi termini, pochissime le manifestazioni culturali e di qualunque altro genere. Questo evento può rappresentare un segnale di ripartenza importante? Io penso proprio di sì, si inizia da qua, diciamo che può essere un punto zero, un punto di rinascita dal quale comunque riniziamo con tante riflessioni che sicuramente abbiamo avuto il tempo di fare in questi 2 anni ed iniziamo cambiati comunque da un'esperienza molto forte sia dal punto di vista diciamo, sanitario ma anche dal punto di vista sociale e anche dal punto di vista interiore, perché comunque è stato un periodo molto difficile anche dal punto di vista personale di ognuno di noi. Torniamo a parlare un attimo di donne all'interno della Sardegna, una Sardegna spesso definita matriarcale, ma con donne che avevano comunque dei problemi anche legati non soltanto alla famiglia, ma legati alla vita sociale. Un momento di riflessione? Sì, io direi di sì, perché comunque io ritengo che è vero, la società sarda è una società matriarcale, ma secondo me perdonami la provocazione, ma secondo me la donna viveva in una gabbia dorata, perché comunque è vero che aveva magari in mano tutto ciò che era l'educazione dei figli, la gestione dell'economia e del patrimonio, ma allo stesso tempo non aveva la libertà di poter lavorare, di potersi vestire come voleva, perché comunque veniva subito disegnata come una poco di buono, comunque una donnicciola, quindi sicuramente insomma, erano tempi duri per la donna, nonostante il matriarcale. Ecco, abbiamo visto all'interno di una mostra tante fotografie di donne famose che hanno reso comunque famose, che hanno fatto anche un po' la storia della Sardegna, Eleonora d'Arborea, la stessa Grazia Deledda, donne che hanno regalato veramente momenti importanti a questa nostra Sardegna. Sì, direi proprio di sì, diciamo che io ritengo che loro rappresentino hanno tutte le qualità di ciò che è la donna sarda, ovvero comunque la donna sarda è una donna tenace, una donna forte, una donna orgogliosa e comunque chi più di loro che hanno vissuto in tempi dove la donna comunque non aveva nessun diritto e loro sono riuscite ad arrivare dove sono arrivate. E all'interno di Feminas c'è un'avventura artistica che si chiama Madame Foile, organizzata da Veronica Osula, che è l'ideatrice ma anche la responsabile della casa famiglia di Villa Cidro. Innanzitutto grazie per la sua presenza. Madame Foile, perché? Madame Foile raccoglie un significato profondo che appartiene a tutte le donne, che è l'aspetto della follia. Foile non è chiarissimo perché in realtà è un termine coniato da me perché non volevo che fosse esplicito e categorico parlare di queste donne attraverso un termine che in qualche maniera struttura una visione della vita. In francese perché è un caso psichiatrico americano che mi colpì moltissimo durante i miei primi studi sul disagio mentale, parlava di una donna che è in uno stato di crisi psicotica e dissociazione, che veniva da una famiglia di ceto bassissimo, a posto dell'americano parlava un francese perfetto. Questo a significare il fatto che in realtà
la nostra psiche è condizionata dalle nostre memorie ancestrali e da tantissimi aspetti tanto profondi e molto spesso non conosciuti. I lavori sono stati costruiti dalle donne presenti nella casa famiglia, ma c'è un passo che mi ha sicuramente colpito: e se i pazzi fossero fuori? E se i pazzi fossero fuori è una domanda che spesso ci facciamo all'interno della nostra comunità, perché noi all'interno viviamo la follia, il disturbo mentale come una normalità intesa come un modo di vivere un'esistenza in maniera particolare, guardando la vita con gli occhi dell'altra, e ogni tanto ci viene da domandarci, quando sentiamo parlare di guerre, di soprusi, di ingiustizie feroci, ci viene da domandarci: ma davvero noi siamo i pazzi, quelli pericolosi, o i pazzi sono fuori? Feminas, storie di donne. Che storie si possono raccontare delle donne presenti nella casa famiglia di Villacidro? Storie di emarginazione, di disagio familiare che portano queste donne a vivere in maniera sofferente la propria vita, storie di dolore ma anche di riscatto. Riscatto che può avvenire all'interno di una realtà come la nostra, che è unica in tutta Europa, ed è stato riconosciuto questo, che permette loro di sublimare uno stato deformato della visione della vita, che comporta poi un disagio all'interno di una società normale come quella che tutti quanti viviamo, attraverso un percorso di recupero e di guarigione, non in termini medici, perché non è questo il nostro obiettivo, ma in termini spirituali, in termini psicologici. La guarigione avviene quando la donna può vivere davvero se stessa e diventa felice. Anche questi lavori presentati oggi all'interno dell'evento Feminas possono rendere felici le donne di Villacidro in questo caso? Allora, la tessitura è una cosmogonia, perciò è una grande metafora di vita, metafora della nostra realtà, secondo cui ogni filo è fondamentale affinché il tessuto sia perfetto. Il tessuto è la vita comunitaria che noi portiamo avanti all'interno della casa. È l'unica scuola di tessitura in Sardegna, l'unico centro di ricerca tessile sperimentale in Sardegna. All'interno della scuola di tessitura appunto le donne approcciano con il mondo dell'arte come strumento salvifico, come strumento introspettivo di conoscenza, di autoconoscenza e autodeterminazione. Le immagini che abbiamo appena visto sono quelle della mostra Feminas, donne della Sardegna, donne che hanno lasciato un segno nella storia della nostra isola. A creare questa mostra è stata Antonella Minzoni, e a lei, che ringraziamo per la partecipazione, chiediamo subito: è stata difficile la scelta di queste donne e come è avvenuta? Allora, questa iniziativa parte da una domanda che mi sono posta in relazione al mondo femminile nella società sarda del passato, perché siamo abituati a sentire pronunciare la società matriarcale sarda, ma abbiamo sempre visto, perlomeno noi comuni mortali, le donne racchiuse nel focolaio domestico.
E quindi la domanda che mi sono posta è: ma è possibile che non ci siano state in Sardegna delle donne che abbiano partecipato attivamente a quello che era il tessuto sociale, che però era cucito in funzione dell'ordine maschile? E da qui è nata questa ricerca e mi si è aperto un mondo praticamente. Ho iniziato a studiare le vite, le opere di queste donne e ho pensato a questa mostra perché per dare praticamente l'opportunità a chi non ha gli strumenti di capire attraverso l'impatto visivo in maniera semplice e diretta quello che queste donne sono riuscite a fare nel silenzio praticamente. Ecco, abbiamo detto donne che hanno fatto la storia della nostra isola, giusto per fare alcuni nomi c'è chiaramente Grazia Deledda, premio Nobel, ma c'è anche Eleonora D'Arborea. Ecco, c'è qualcosa che accomuna poi tutte le donne che lei ha voluto mostrare? Certo, le accomuna il fatto che loro si sono letteralmente, come si suol dire, fatte da sole, perché loro hanno dovuto scardinare degli usi e dei costumi all'interno dei quali erano costrette. La stessa Grazia Deledda viene considerata una femminista ante litteram perché è andata dritta verso le sue vocazioni, le sue ambizioni. La stessa madre, le stesse sorelle, ancora più del padre e dei fratelli, la stimolavano e cercavano di frenare questa sua vocazione, cercando di convincerla a svolgere una vita che era quella consona ad una donna dell'epoca. Lei, ancora adolescente, fa la sua prima pubblicazione. Invece di ascoltare la madre che non condivideva, andava per poter pubblicare le sue opere, che allora venivano pubblicate sui giornali, le sue prime pubblicazioni erano quelle, andava e prendeva in prestito 1 litro d'olio o 1 litro di vino dalla dispensa, diciamo così, della famiglia per potersi finanziare. Poi da lì si sposò a 20 anni e partì a Roma. Anche lì purtroppo dovette subire le vessazioni di un mondo prettamente maschile, ma lei continuò imperterrita fino a diventare il primo premio Nobel per la letteratura, un premio che ancora detiene come prima donna in Italia, seconda al mondo. Ecco, una mostra che negli anni spazia copre un arco vastissimo di anni. C'è anche Maria Lai, abbiamo detto, Eleonora D'Arborea, Grazia Deledda. Se dovesse scegliere o proporre al pubblico che ci ascolta o al pubblico che verrà a visitare la mostra una donna in particolare, chi sceglierebbe? Nessuna, tutte. Perché se voi avete notato c'è un filo rosso continuo che le lega tutte quante. E questo deve stare ad indicare proprio quella che è l'unione sì, di genealogie femminili che devono dare praticamente l'input ad altre donne, essere madri, maestre, per altre donne a venire che devono capire da loro che bisogna partire per realizzarci da noi stesse, non bisogna aspettare tutto quello che può venire siamo noi a costruirlo. Ecco, una conquista che è nata nel tempo, quella delle donne, e stiamo vedendo fotografie e lavori di donne che hanno lavorato per tanti anni, coprendo, abbiamo detto, un grande lasso di tempo. Ma oggi che cosa è cambiato e oggi che cosa potrebbe rappresentare una mostra come questa al giorno d'oggi per le donne di oggi? Beh, allora la questione femminile è una questione che sta toccando anche delle corde abbastanza tristi attualmente e allo stesso tempo viviamo in una società molto complicata che si sta deteriorando mano a mano.
e questo deve servire proprio alle giovani generazioni come stimolo, perlomeno questa è la mia, tra virgolette, presunzione, di riuscire a stimolare le giovani, le nuove generazioni a capire che bisogna iniziare da se stessi e da se stesse con le cose che si hanno, cioè partire dal qui e ora, con le cose che abbiamo. Pensi a Maria Lai, che ha viaggiato fino all'età di 50 anni e poi ha ritrovato la sua arte in Sardegna, là dove è nata. Tutte quante si può dire che hanno trovato espresso la loro ispirazione in quella che era la loro eredità. Un filo rosso, ha detto, un filo rosso che attraversa gli anni, attraversa i secoli, un filo rosso che vuole arrivare dove? Vuole arrivare a quella che deve essere la parità in ogni ambito, che sia la parità di genere, che sia la parità tra i popoli, che sia la sconfitta della discriminazione. Cioè queste donne sono proprio l'esempio pratico che noi possiamo toccare con mano, che in questo mondo si deve per forza essere tutti sullo stesso piano. Feminas è un evento, ma è anche un video dedicato a 5 donne di Siniscola e allora noi facciamo un salto e intervistiamo l'unico uomo presente in questo video, ma presente anche in questa manifestazione, perché si parla di Feminas, parlare di donne, da attore. Quanto è stato difficile, se è stato difficile, inserirsi in un contesto tutto al femminile? Beh, diciamo che è stata la parte difficile, se vogliamo, è stata molto emotiva, più che altro perché dopo aver ascoltato i racconti di queste donne che comunque conosco perché fanno parte del mio paese, è stato faticoso riuscire ad inserirsi in un modo efficace e rispettoso anche di quello che loro stavano dicendo, quindi emotivamente sicuramente difficile. Ecco, raccontare la storia di 5 donne anziane
significa anche raccontare un po' la storia di Siniscola. Decisamente sì, è la storia di tutti noi, è la storia delle nostre nonne, delle nostre mamme, è la storia del paese. Attraverso i loro racconti sicuramente si può evincere ed emerge proprio quella che sono le esperienze di tutti quanti noi, che oggi ci possono sembrare un po' distanti, ma sono così vicine quando appunto stiamo accanto a loro. Abbiamo parlato di 5 donne che hanno una certa età, ma Feminas si rivolge anche alle donne di oggi e non solo alle donne di Siniscola. Assolutamente sì, io credo proprio che ascoltandole, quando avrete la possibilità di guardarlo, è proprio attraverso la loro esperienza si può capire quanto è vicino alla realtà di oggi, quanto in realtà ascoltandole si può capire che non siamo così distanti da quel tipo di esperienze. Ecco, un'esperienza quella che si vive in questo evento Feminas, che lo abbiamo detto già più volte, attraversa un grande arco temporale. Riportato al giorno d'oggi, che cosa dobbiamo conservare? Il rispetto delle tradizioni, l'ascolto soprattutto verso il prossimo e verso queste donne, che io credo che oggi manchi un pochino. Ecco, in conclusione, da attore e da unico uomo protagonista, hai detto che c'è stato sicuramente un grande coinvolgimento, sì. C'è stato un momento nel quale ti sei veramente sentito estraneo a questo mondo femminile? Se c'è stato, chiaramente. Beh, estraneo forse non più di tanto, perché attraverso veramente, ascoltando i loro racconti, è stato un po' come ascoltare mia nonna. Quindi nulla a me fortunatamente di non sconosciuto, cioè era proprio qualcosa che avevo vissuto ed è stato, dopo tanti anni che io manco da Siniscola, è stato proprio un motivo per riavvicinarmi al mio passato. E adesso andiamo a scoprire insieme Feminas, il video creato appunto per questo evento, vediamone insieme qualche frammento. Correva l'anno 2022 e in un paese della baronia, a Siniscola, arrivò Simone. Arrivò in Sardegna perché voleva perfezionare i suoi studi di antropologia culturale. Simone da piccolo visse a Siniscola, andò via all'età di 12 anni con i suoi genitori, ma non pensava che un giorno sarebbe tornato, e sarebbe tornato perché alla ricerca di un segreto. Ebbe la fortuna di fare amicizia con Francesco, il quale si prestò di accompagnarlo durante le sue ricerche. Arrivò in una sera di fine aprile, con l'intento di scoprire il segreto che si nascondeva dietro la longevità, l'allegria e il sorriso delle donne sarde. In cuor suo era sicuro che le donne di quel paese, che lasciò diverso tempo fa, custodivano il segreto dell'eterna allegria. Simone e Francesco, con abile astuzia, riuscirono ad intrufolarsi presso la vecchia casa della famiglia Pau Pipere. E fu proprio qui che Simone fece una scoperta straordinaria. Si ritrovò tra le mani un vecchio manoscritto che riportava fedelmente le testimonianze di alcune donne del paese. Un vero e proprio tesoretto per i suoi studi. Vediamo di che sta qua. No. Si guarda questo. Perché? Neanche. Ecco qua.
la stessa cosa. Abbiamo vissuto un'adolescenza molto bella. Ma tu li conosci questi, Fra? Mi sembra di riconoscere da una fotografia antica il signor Giovanni Pau. Giovanni Paolo, qual è dei due? La foto più antica. Questo? Sì, devo averla vista in un libro. Addirittura? Ah sì, sì. Giovanni Beh, sembra antica questa, effettivamente. Sì. Giovanni Pau, che fu padre di Maria. Questa signora? Sì, quella bellissima espressione. Bellissima lei pure. Sì. Lei è Maria Pau? Maria Pau, che sposò Salvatore Pipere. Che bello. Un bell'uomo, sì. Molto. Molto. E poi il fascino di quell'espressione che non era austera comunque. mai del tutto imposta, vero? Era sempre... Beh, c'è un sacco di ricordi qui dentro, Sì. Wow. Si respirano proprio. Chissà cosa ci sarà ancora da scoprire qui dentro. Suppellettili antiche. Sai che a mio papà piaceva tantissimo la trottola. Un amico me ne ha regalata una, l'ha fatta apposta per me. Dai, mio papà impazziva per queste. Bello ritrovarla qui, deve essere proprio bellissimo. Siniscola, 6/8/1940. La mattina andavamo a scuola, quando andavamo prima all'asilo, poi a scuola. Sto llegando con todas las cosas sobre Merminara. Ma si sto e non disco io, che io mica tra questa macchina così le mani. Padrona di casa, lavorare, lavorare semenati, lavorare salvinzara, semenati trico, orgio, ava, si lava la roba su rio, si cocchia su pane, si purgaiti, su trico, si acchia salina. A benedirle, di andare con buon'ora e a tener fortuna. Terra Santa è una cosa bellissima, sono andata 2 volte. Ci sono anche dei bigliettini dentro. Non mi va di leggere, mi sembra di invadere un po' l'intimità di chi l'ha scritto. Se qualcuno l'ha scritto... Qualcuno doveva leggerlo. Sì. Hai ragione, però mi sa che siccome ci sono dei bigliettini mi limiterò a leggerne uno e basta. Ecco qua, questo, guarda. Nei loro racconti, ricchi di poesia e saggezza popolare, non mancavano neanche frammenti di vita vissuti dietro i banchi di scuola. La scuola, diritto di tutti, ma privilegio di pochi. È vero. Era vero. Ci trovo un po' di malinconia dietro questa roba. Sì. Ma è vita vissuta.
Feminas, donne. Donne fiere, composte, austere, fedeli e complici, tenaci. Le nostre nonne, le nostre madri, erano e sono donne che amano raccontare il loro passato, donne capaci di emozionarsi, donne capaci di emozionare, soprattutto se i loro ricordi parlano d'amore. Quanti anni avevate quando avete conosciuto il vostro fidanzato, che poi è diventato vostro marito? 14 anni. E come vi siete conosciuti? Al cimitero. Classico. Al cimitero? Al cimitero. E vi siete innamorati? Ho visto questa, lui mi ha visto e si è fermato a metà entrata e mi ha guardato, però non ci siamo neppure salutati. No? Lui mi ha visto, anche io l'ho visto e ho guardato, un bel ragazzo, però niente da fare. E come vi siete fidanzati? Come è successo? Poi nella festa di Sant'Antonio al Falò, siccome c'era un mio zio che abitava proprio nella piazza e come mi ha visto lì al Falò, vicino alla porta della chiesa, è andato da questi miei zii, ha detto ma che ho visto questa ragazza, e dice che era la figlia di Pasquale Zappone, no? E lui mi ha mandato a cercare, era bello davvero, poi anche come vestiva, che all'epoca noi che vestivano tutti così, lui era sempre bello, elegante. A parte che era zennato, e traponato, la sacconza, mi ha dato un schiaffetto, torna che no, non l'ha ponato, e parte si è schiemo, tanto. Ascoltate, quando si innamorando, poteva vestire a Sasola che in Antoni? Prima no, poi qualche volta andavamo a Creta, alla messa, no? E a certe volte, però veniva sempre, qualcuno era sempre, e veniva, anche che no, era proprio con noi comunque, ci facevano vedere. Quando vi siete sposati? Su 47. E dove? Dove? Sempre a scuola, via nella chiesa San Giovanni. Piazza San Giovanni. Assieme con Zeli. Abbiamo invitato tanta gente. La Susanza pochi si spoccano in sposai, calendini, proprio a Santica proprio. A Santica proprio, su sera si vedeva a fare sacchera, a invitare tutti i più importanti sacchera. E intanto avevamo messo tante case del vicinato anche, no? E poi sappiamo di essere spososo, allora il pranzo proprio da fare. Quando mi ha preso, mi ha dato la busta sul regalo, sui denari, mi ha dato su 100 franco, del giorno. Poi dopo, prima di sposare, mi hanno detto che tenere a casa. E questa casa è iniziata da Benito Citello. E poi mi hanno detto, bravo, a te la compra un paio di talleggi, su dono che ti ha dato. E sono cittadini, si la mantengono in mezzo, dove sarà a casa. Si crescono, quando sono manetto si lo vende. Gai ha fatto questo zucchetto franco, ma poi le altre due citello. Poi a Francisco mi piaghiata a fare questa cosa. Tanto questo citello si è mannito, si sono cresciuto, non paccavo nulla, lo siamo venduto e lo siamo scomporato a parte del suo terreno che non sa bene su la torre, come Lucia.
in Duai, sul terreno Bergamo, che incontriamo che un metro solo, invece si stanno da bene 6 metri solo. E quindi teniamo soltanto 20 metri di batata. E questo terreno Bergamo, comprato da sono che mi ha fatto prima di sposare. Un viaggio all'interno dell'universo femminile, possiamo dire così, per quanto riguarda Feminas, organizzato da Toc Toc Sardinia, l'evento che si è sviluppato a Siniscola e che ha veramente raccontato la storia della cittadina baronese vista attraverso gli occhi delle donne e non soltanto. Un video, animazione teatrale, mostre, tutto per rappresentare un arco di tempo che va che attraversa i secoli, unito, come abbiamo visto prima, da un filo rosso che arriva fino ai nostri giorni. Abbiamo così terminato questo appuntamento con Un'isola allo specchio, grazie per averci seguito, a voi tutti buona serata e appuntamento a venerdì prossimo.